Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Maltempo, allerta rossa prolungata sino a mercoledì, scuole chiuse anche domani a Catania, Messina e Siracusa, evacuate le case vicino al mare, onde alte anche 10 metri, peschereccio affonda al porto di Catania. Messina, la provincia più colpita e con i maggiori danni, a Santa Teresa di Riva, sprofonda il lungomare e un'auto finisce in una voragine, ferito l'anziano che si era avventurato ignorando il divieto. Situazione difficile nel siracusano, a Sortino è sondato il fiume Anapo, pioggia e forti raffiche di vento. Bufera di neve sull'Etna, famiglia di turisti svizzeri salvata al soccorso alpino della Guardia di Finanza, erano bloccati in auto, con loro anche una bimba di 4 anni. Agrigento, denunciato un impiegato comunale di Naro con un'autobotte, prelevava acqua da una fontana pubblica per rivenderla a un'abitazione privata. Catania è tra le 10 città finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. Va avanti il dossier Catania Continua, oltre 100 le associazioni coinvolte. Calcio, sabato il Palermo proverà a fare punti pesanti anche in trasferta, al Braglia c'è il Modena. Intanto il direttore sportivo Osti lavora per rinforzare l'attacco. Calcio, giorno di riposo per il Catania che ha all'orizzonte la partita col Cosenza, domenica al Massimino. Società rossazzurra attiva sul mercato, si cercano un difensore e un centrocampista. Bentrovati, la Sicilia, soprattutto la parte orientale dell'isola, ancora sotto la morsa del maltempo. Catania è travolta dal ciclone Harry, il mare invade il lungomare e le zone costiere, con allerta meteo rossa che è stata confermata anche per la giornata di domani. Scattano le chiusure di scuole e università, stop anche al traffico in diverse aree della città e pesanti disagi a viabilità e trasporti ferroviari. Ci dice tutto Roberta Lunghi. Le previsioni lo avevano annunciato: su Catania gli effetti del ciclone Harry si sarebbero rafforzati proprio dal pomeriggio di oggi e così è. Dunque protagonisti di questa giornata diventano la pioggia e naturalmente il fortissimo vento con le onde alte quasi 10 metri. Il lungomare è inaccessibile con l'acqua che arriva alla strada, alle auto, in alcuni casi si insinua nelle vie, dentro le abitazioni. L'altezza delle onde raggiunge il picco. Catania fa i conti con un'allerta meteo che anche per la giornata di domani sarà rossa e che per ordinanza sindacale chiude scuole, università, parchi, giardini, il cimitero. Vige il divieto di conferire i rifiuti e di superare in auto i 30 km orari. Ancora interdette al traffico le zone costiere della città, con i luoghi che più di altri raccontano di una situazione quasi surreale. Solo pochi secondi per mostrarvi il luogo più battuto, più sferzato in questo momento dalle acque, è il borgo di San Giovanni Licuti. Proprio in questa zona le acque e le onde altissime hanno letteralmente invaso alcuni locali. Eccolo il locale invaso dalle onde nelle immagini delle telecamere interne. Si conteranno i danni anche a Catania, ma adesso è il tempo dell'attenzione massima, degli interventi costanti e attenti dei vigili del fuoco, del controllo delle forze dell'ordine, dell'azione di ruspe e spalafango, della rimozione di alberi caduti e ancora della forza dei pescatori, come a Pozzillo, quando cercano di mettere in salvo le loro barche, bene primario per garantire il lavoro. Anche in centro a Catania gli effetti di Harry. Qui ci troviamo in Corso Sicilia, dove c'è tutta un'area di cantiere. Proprio qui sono quasi tutte divelte le barriere. Le forti mareggiate hanno poi compromesso la funzionalità dell'impianto ferroviario e degli apparati di comando. È stata disposta una riduzione dell'offerta commerciale con la cancellazione dei treni in partenza o in arrivo a Catania. E un peschereccio è affondato al porto di Catania, ore di preoccupazione per gli armatori. Al porticciolo di Ognina interventi fai da te per proteggere le barche. La denuncia degli armatori: siamo stanchi di fare la conta dei danni. Lorena Dolci. È colato a picco lentamente sotto i colpi di onde sempre più alte. Eccolo il peschereccio affondato al porto di Catania. L'avevano portato da Siracusa per proteggerlo, ma non ha retto già alle prime mareggiate. Non si sentono al sicuro neanche gli altri armatori. Qual è la sua barca? La barca è quella là, Motopesca Valeria, se la vede, però a causa di maltempo stiamo qua, perché non sappiamo se rompe una cima o una cosa possiamo causare danni sia noi sia altre barche che sono vicino. Quante famiglie vivono con questo peschereccio? Abbiamo due, un peschereccio abbiamo 7 famiglie e un altro 9 famiglie.
Da anni la Federazione Armatori Siciliani segnala l'insicurezza del porto, l'inadeguata manutenzione di fondali e banchine. Rischi per barche e uomini che si ripropongono anche al porticciolo di Ognina. Proprio in questo momento si è rotta la fune di questa barchetta, una barchetta dilettanti che adesso è qui alla deriva nel porticciolo di Ognina. Sono ore di ansia queste. Sono ore di ansia, una nottata che è ansia, che siamo stati tutta la nottata qua a guardare le barche direttamente. C'è poi chi corre ai ripari con interventi fai da te. Ieri abbiamo assistito a alcune persone che hanno le concessioni demaniali che hanno buttato dei grossi massi di cemento armato, come dire, per proteggere le barche dei privati, mentre noi pescatori e armatori siamo a forte rischio che se buttiamo una pietra veniamo denunciati. Ogni anno siamo stufi di fare la conta dei danni. E come si garantisce la sicurezza? La sicurezza si garantisce mettendo dei flangi, frutti, cercando di mettere opere che possono garantire la sicurezza. Con le barche per ora tirate a secco, i lupi di mare continuano a scrutare un cielo minaccioso. In questo momento c'è il Levante, ma più tardi, fino alle 4 del mattino, ci sarà dal Scirocco e il Levante messi insieme e dunque sarà una tempesta. E tra le province più colpite c'è Messina. Per le ultime novità ci colleghiamo con Francesco Triolo. Sì, Adelaide, buon pomeriggio, buonasera, siamo dal centro operativo comunale di Messina, dal COC, dove si segue da vicino tutto ciò che sta succedendo in città e nella zona sud. Al mio fianco l'esperto meteo Daniele Ingemi, con cui adesso discuteremo anche su quelle che sono le previsioni. Intanto vi do il ragguaglio su quello che sta succedendo a Messina con la strada statale 114 all'altezza di Giampilieri Santa Margherita, che è stata chiusa perché il mare è arrivato fin sulla statale. I danni maggiori però si sono registrati in provincia, a Santa Teresa di Riva. Vedete dalle immagini la voragine si è venuta a creare sul lungomare, poi nel pomeriggio si è allargato. Questo invece è Mazzeo, della frazione di Taormina a Mare, dove si è creato una voragine invece in piazza Salvo d'Acquisto. Insomma, il mare sta facendo parecchi danni proprio in quella zona, con onde veramente alte, e proprio in questo coinvolgerei anche Daniele Ingemi, perché le previsioni su Messina città sono del picco per questa notte, intorno alle 2. Buonasera a tutti. Sì, nel corso della prossima notte si raggiungerà il picco di questa intensa ed eccezionale mareggiata che sta colpendo duramente tutte le coste della Sicilia orientale, mareggiata che era stata ben prevista dai modelli numerici, quelli che noi appunto analizziamo per effettuare le previsioni meteorologiche. Nel corso delle prossime ore sono attese onde significative che raggiungeranno altezze anche di 6-7 metri. Le onde più alte, la massima altezza stimata supererà anche localmente i 10 metri di altezza, quindi bisognerà aspettare una nottata davvero molto lunga e molto problematica sotto l'aspetto delle mareggiate, ma oltre alle mareggiate bisognerà fare attenzione anche alle piogge insistenti che interesseranno soprattutto l'area tra l'Alto Catanese e il Basso Messinese. In questo momento sta piovendo lungo l'area dell'Alcantara, sta piovendo lungo il versante orientale dell'Etna e nell'area delle Nebrodi orientali, precipitazioni che continueranno nel corso del prossimo anno. E allora Adelaide, ti dico subito che scuole chiuse anche a Messina domani, per il resto ci aggiorniamo nelle prossime edizioni. Va bene, grazie Francesco. Sì, prossimi aggiornamenti ovviamente nelle nostre edizioni dei telegiornali, ma restiamo sempre nel messinese, vi mostriamo anche queste altre immagini, travolti da un'onda altissima mentre documentavano i danni della mareggiata a Santa Teresa di Riva, di cui ci ha parlato il collega Francesco Triolo, nel messinese. Protagonisti in questo caso sono i sindaci di Taormina, Cateno De Luca, e di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, che hanno passato una brutta avventura in diretta a Facebook. Il video dell'impatto è stato poi postato da Cateno De Luca. Tanti commenti di biasimo. Lo Giudice ha commentato che si trovava al centro della piazza, dunque secondo lui a distanza dal pericolo. Sulla vicenda è intervenuto anche il Codacons, ammonendo indirettamente i due, affermando che esporsi volontariamente a situazioni di pericolo, per di più in diretta, non rappresenta un buon esempio, spettacolarizza il rischio e trasmette un messaggio sbagliato alla popolazione.
Adesso andiamo nel messinese, da rossa ad arancione, l'allerta meteo a Siracusa viene declassata, ma l'emergenza non è ancora finita. Forti raffiche di vento e pioggia stanno mettendo alla prova l'intera provincia. La Protezione Civile rinnova l'appello a non uscire di casa. Domani ancora una volta scuole chiuse anche a Siracusa, l'abbiamo già detto. Francesco Aloi. Il fiume Anapo non ha retto e nel pomeriggio è esondato. Qui siamo a Sortino, ma era facilmente prevedibile. Eccola la foce verso l'ora di pranzo. La raccomandazione resta sempre la stessa: non avvicinarsi ai punti più pericolosi, quindi vicino a mare o fiumi. La collaborazione che chiediamo ai cittadini è proprio quella di cercare di stare lontano, di non muoversi se non per motivi particolari o di estrema urgenza. I danni sono legati soprattutto alle forti raffiche di vento. Queste foto si riferiscono ad alcune arterie della zona montana, rimaste bloccate dai detriti. Bisogna fare molta attenzione perché Harry non è ancora andato via. Nel siracusano l'allerta è scesa da rossa ad arancione, ma una volta passato il maltempo sarà la volta della conta dei danni. Il mare resta molto mosso, con onde alte anche diversi metri. Per questo il lungomare di Ortigia rimane chiuso. Ma è così un po' ovunque. Qui siamo a Marzamemi. Il borgo, cuore della movida estiva, è stato evacuato. Resta soltanto il mare, che inghiotte ogni cosa. E vi diamo in tempo reale anche un'altra notizia: anche a Ragusa domani le scuole saranno chiuse. Il sindaco prima aveva detto che si sarebbe entrata alle 9, in realtà adesso ci ha ripensato e ha pensato meglio di tenere chiuse le scuole anche a Ragusa. Ancora 24 ore dunque di maltempo sulla Sicilia. La Protezione Civile invita alla prudenza soprattutto lungo i litorali, come abbiamo già sentito, danni diffusi in tutta l'isola. Lorena Dolci. L'allerta rossa permane anche per le prossime 24 ore. Questa è la mappa aggiornata della Protezione Civile per mercoledì, ma come vedete nel confronto con il giorno precedente il bollettino rosso si riduce alla fascia ionica tra le province di Messina e Catania, le più flagellate dalle mareggiate. Ma l'ondata di maltempo non ha risparmiato nessuna provincia. Ecco come si presenta San Leone, frazione balneare di Agrigento. L'eliporto completamente allagato, danni a chioschi e stabilimenti balneari. Onde alte fino a 7 metri si sono abbattute sulle Pelage, a Linosa distrutte decine di imbarcazioni. A Caltanissette il maltempo ha provocato il cedimento di una parte della carreggiata di via Santo Spirito, con conseguente fuga di gas. Grossi alberi sono caduti a Corleone. Il maltempo ha causato un guasto elettrico all'ospedale Guzzardi di Vittoria, ma le emergenze sono garantite. Il punto della situazione nell'intervento del direttore della Protezione Civile regionale, ospite a Focus. Sono state fatte centinaia di evacuazioni di persone e quindi il sistema è preparato. La conta dei danni sarà fatto domani, intanto interessa mettere in sicurezza le persone. Ecco quali sono le zone più fragili. In questo momento sono tutti i litorali, da Messina a scendere fino a Portopalo, a Pachino e poi a girare sul canale di Sicilia, ma anche le zone dell'entroterra tra Ettana, Peloritani e Nebrodi sono interessate già da precipitazioni. Una perturbazione estesa che avrà ancora una coda dopo il picco di stanotte. E bufera di neve sull'Etna, soccorsa una famiglia di turisti svizzeri bloccata in auto. A bordo c'era anche una bimba di 4 anni, avevano un principio di assideramento. Luca Ciliberti. A nulla sono valsi gli avvisi e le allerte diramati in questi giorni da Protezione Civile, comuni e da tutti gli organi competenti alla sicurezza. Ieri sera infatti i militari della stazione di soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi sono intervenuti per prestare soccorso e trarre in salvo una famiglia di turisti svizzeri sorpresa da una violenta bufera di neve sull'Etna, mentre vicino ai crateri silvestri si stavano recando in un albergo del rifugio Sapienza. L'allarme è stato dato dal titolare della struttura ricettiva intorno alle 19:30, subito dopo essere stato contattato dai
propri clienti per segnalare che la loro auto era rimasta bloccata sulla strada a causa della neve. Accorsi sul posto con il loro fuoristrada, i militari delle Fiamme Gialle hanno dovuto raggiungere a piedi i turisti svizzeri perché la strada era ricoperta da 1,5 metri di neve e non consentiva ai mezzi di proseguire. I finanzieri hanno trovato la famiglia, 3 persone e una bambina di 4 anni, visibilmente impauriti e con iniziali segni di ipotermia. Ma nessuna urgenza sanitaria, tutti sono stati dapprima protetti con cappotti e coperte adeguate e successivamente condotti a piedi ai mezzi fuoristrada e ancora in albergo. Le operazioni di soccorso sono state condotte in costante contatto con la Prefettura di Catania e con i componenti del Centro Coordinamento Soccorsi attivato per il coordinamento delle attività di prevenzione e soccorso connesse alle condizioni di rischio meteo-idrogeologico che stanno interessando tutta la provincia di Catania. Adesso una breve pausa e poi vi parleremo anche di Catania, capitale italiana della cultura 2028. A tra poco. Acqua pubblica trasformata in affare privato. I carabinieri hanno denunciato un impiegato comunale di Naro nell'Agrigentino che con un'autobotte prelevava acqua da una fontana pubblica per rivenderla a un'abitazione privata. Davide Sardo. Rubava acqua pubblica per rivenderla ai privati. I carabinieri di Camastra, nell'Agrigentino, hanno denunciato un uomo di 61 anni, impiegato del comune di Naro, sorpreso mentre prelevava indebitamente acqua da una fontana destinata al pubblico servizio. L'uomo è stato bloccato in via Petruzzella, a Camastra, alla guida di un autocarro allestito ad autobotte. Secondo le indagini, l'acqua veniva poi consegnata in un'abitazione privata di via Colapuma a Naro, dietro pagamento in denaro. Dagli accertamenti è emerso anche che il 61enne risultava assente ingiustificatamente dagli uffici comunali. I carabinieri di Camastra, con il supporto dei colleghi di Naro, lo hanno denunciato alla Procura di Agrigento per furto aggravato, esercizio abusivo di professione e frode in commercio. Il mezzo utilizzato per l'attività illecita è stato sequestrato. Durante le operazioni è intervenuto anche personale dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento che ha effettuato il campionamento dell'acqua per verificarne la salubrità. Catania è tra le 10 città finaliste in corsa per il titolo di Capitale italiana della cultura 2028. Il dossier Catania Continua è stato presentato al Comune e coinvolge oltre 100 tra enti e associazioni. Sentiamo Desiree Ferlito. Storia, cultura, innovazione, bellezza. Catania ha tutte le carte in regola per aggiudicarsi il titolo di Capitale italiana della cultura 2028. La città etnea è tra le 10 finaliste per l'ambito titolo. La sua corsa continua, spedita e non si ferma. Un passo in avanti ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino, merito di tutti quelli che si sono spesi per questo progetto. Il dossier Catania Continua presentato dal Comune è un vero e proprio manifesto di rinascita che racconta la storia millenaria della città, il suo spirito di resilienza, il risultato di un percorso partecipativo che ha coinvolto oltre 100 organizzazioni e istituzioni culturali. 3 le linee narrative, il legame tra Etna, mare, arte e scienza, l'apertura internazionale e il dialogo mediterraneo, l'inclusione e la rigenerazione dei quartieri. Un piano articolato di investimenti e contenuti di assoluto valore. Il logo ufficiale della candidatura rappresenta l'Etna, simbolo di continua trasformazione e rinascita, identità della città e dei suoi abitanti, che dal rosso delle eruzioni si fonde con l'azzurro del mare. Il motto Catania Continua racconta la storia di una città che fa del rinascere la sua identità e della cultura la sua energia. La selezione finale sarà annunciata il 27 marzo 2026. Se Catania verrà scelta, l'obiettivo sarà quello di creare un'eredità culturale duratura che resti ben oltre l'anno del titolo, per una città che non smette mai di raccontarsi. Oltre i problemi, oltre le barriere, Catania rinasce sempre più bella che mai. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, il direttore sportivo del Palermo sta lavorando a rafforzare l'attacco. Sentiamo Marco Gullà.
Al Barbera non si passa. Il Palermo ha vinto le ultime 5 partite casalinghe, ma il dato da sottolineare è che in queste ultime 5 gare, l'ultima quella di domenica contro lo Spezia, i siciliani non hanno subito gol. 5 clean sheet. La porta, difesa da Joronen, è inviolata dallo 0-3 contro il Monza di fine ottobre dopo il gol di Azzi, arrivato all'ultimazione. Nessun avversario quindi è più riuscito a segnare. Pescara, Carrarese, Sampdoria, Padova e Spezia si sono tutti arrese. E sabato i rosanero proveranno anche a fare punti pesanti in trasferta. Al Braia c'è il Modena. Mercato. Tramoni continua a essere il primo obiettivo del Palermo per rinforzare l'attacco dopo l'addio di Brunori. Jonsen rappresenta un'alternativa sempre valida, ma le difficoltà legate alle piste principali stanno spingendo il direttore sportivo Osti ad ampliare il raggio d'azione. In questo contesto si inserisce l'interesse per Dani Mota, attaccante classe 1998 di proprietà del Monza. Il club brianzolo però non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente come il Palermo per la Serie A. Saranno giorni intensi. Il direttore sportivo Osti lavora anche alla cessione di Diakité, ormai fuori dai radar di Pippo Inzaghi. Giorno di riposo per il Catania che ha all'orizzonte la partita col Cosenza di domenica al Massimino. Sentiamo Francesco Triolo. L'allenamento ieri a Bari prima del rientro in città nel pomeriggio, oggi giornata di riposo per il Catania che così evita anche i disagi legati al ciclone Harry. Domenica al Massimino arriva il Cosenza che dopo una buona striscia di risultati alla fine del girone d'andata ha iniziato male il ritorno e nell'ultimo turno ha perso in casa il derby contro il Crotone. Catania concentrato sul campo ma attivo anche sul mercato. Ufficializzati gli ingaggi di Bruzzaniti e Ponzi, Mirko Miceli si unirà al gruppo domani alla ripresa degli allenamenti. Ma il Catania, come confermato dallo stesso Toscano, cerca un altro difensore centrale e un centrocampista. Per sopperire alla lacuna causata dall'infortunio di Di Gennaro, la società rossazzurra ha sondato il 34enne Michele Rigione dell'Avellino, che vorrebbe un contratto pluriennale, e il 26enne Riccardo Carnielutti del Crotone, per il quale i calabresi chiedono troppo. A centrocampo resta in piedi la pista Vallocchia della Ternana, ma la dirigenza ha lavorato un colpo a sorpresa, rimasto fuori dalle indiscrezioni. Intanto, per motivi di ordine pubblico, a prescindere dal futuro del club Granata, Catania Trapani, in programma il 6 febbraio, potrebbe slittare per evitare l'eccessiva vicinanza con le celebrazioni in onore di Sant'Agata. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.